Dicevi come state? Come state? No, ma poi dico come state in questo clima Sì. dove non si capisce niente, cioè questa meta turistica sessuale richiesta da tutti che è Palazzo Grazioli, no? No, le mete sessuali erano altre. A Giamaica prima, ora dove gli non italiani vogliono non devono andare, per favore. Tutti vogliono andare a Palazzo Grazioli. Vabbè. E Marchionne chiude le sedi Fiat in Italia, mentre la Ford ha investito in Puglia. Ma che c'è? Perché? Perché ha aperto 3 stabilimenti Di che cosa? solo escort. Che è un vecchio modello Ford. Qua l'applauso ci sta, perché è sottile. È sottile. È sottile. Devo anche dire La Ford Escort, che le donne siciliane ci hanno fatto una gran figura, perché escort siciliano non ne hanno trovato. Ne altri futtiamo per piacere. Sì. E basta. Vabbè, questo il sindaco ha fatto partire l'applauso, vuol dire che è d'accordo. E poi niente, a me si idea di Brunetta che l'hanno pescato con le mani nella marmellata. Non si sa. Dico che è tanto. Il militare l'ha fatto nei soldatini, in Playmobil. Veramente, nei Playmobil. Sì, lo ricordo i Playmobil. E comunque durante la notte il cavaliere sentiva che nell'altra stanza dove c'era Brunetta si sentiva tutta la notte Hoppla! Hoppla! L'indomani il cavaliere si disse: ti sei divertito, eh? L'hai trattata come una cavallina. E la escort ci disse: quale cavallina? Cercava a chianare, non ho letto, picchiava a rincorsi e faceva Hoppla! Ministro Brunetta, noi ci dissociamo, Ecco, io mi dissocio. Non lo so, mi dissocio, prego. No, vabbè. La satira è satira, mi dissocio con la satira è satira, vai. E poi mi interessava sapere come state, veramente, come state. Cioè, con tutto su, state bene, a casa, tutto a posto, sicuro? No, perché ormai il come stai si usa come forma di, così, insomma, cioè, uno domanda come stai e cambia il discorso, perché si scambia la risposta. Perché poi noi siciliani camminiamo con il CK completo gli ultimi 3 mesi, no? Per contare disgrazie siamo numero 1. O pronto soccorso c'è i signori, dice: signora, lei perché è qua? Sapesse, signora mia, c'ho un timone, io non lui. Cioè, c'è la gara a costare peggio, non è che... E quindi come sai, cioè, lo abbiamo ereditato dagli inglesi, come sai. Così, in forma che per me gli inglesi sono barbari. Perché un popolo che guida a destra, che sconosce l'uso del bidet, per me sono barbari. Vabbè, è anche Sulla vero... seconda sono d'accordo. No. Perché? Dico, è anche vero che la patria di Shakespeare, di Lord Byron, perché? che poi Shakespeare ce l'hanno fregato perché è messinese in realtà Shakespeare, però si sono attribuiti la paternità a loro. Però pure se la patria di Lord Byron e Shakespeare sempre barbari sono, perché è pure la patria di Carla e Camilla, non è che... ma scusate, il primo matrimonio gay della storia. Ma perché? Che c'entra? Perché Camilla femmina è... Ma che c'entra? Ma dai! Ma evidentemente... Ma evidentemente qualcosa di particolare Camilla l'avrà, no? Tu lo sai che io sono un appassionato di cavalli. Sì, lo so, come no. Io ho avuto tanti cavalli nella mia vita, vero, ma verissimo. uno brutto come a Camilla, mai. Ma no. Cioè, e poi non è che sia una bellezza, Carlo d'Inghilterra. Da ricchi cavalli Spock. E quindi come sai, capite che ci tengo io invece a sapere come state, anche perché noi siciliani quando ci chiediamo come stai, ma sai che sono venuti una coppia di inglesi, che non conoscono il bidet in un albergo e Vittorio bidet italiano ci venuti e la signora ci dice scusa cos'è al marito, cos'è? E il marito ci sarà la vasca da bagno di Brunetta. Ma col ministro sarai stasera, vabbè. Mi piace perché è Nico, però se non è vestito. No, è uno che... È tosto. È tosto, sì. Allora, prego. Allora, noi, quando noi ci chiediamo come stai in Sicilia, la risposta è sempre una. Ma come a Siria? Case. In questo casemo ci è compreso dal semplice raffreddore, mi hanno già piantato cuore, polmone, fegato e mizzo, e comunque sogno stesso. Poi ci sono queste trasmissioni televisive che hanno un successo incredibile, noi siamo tutti medici in pectore, accattiamo l'enciclopedia medica,
Infatti non si spiegherebbe il successo che hanno queste trasmissioni, Dottor House, Medical Investigation, Dottor House, poveriti. Certo, sicuramente. Chi è? Ci fosse pure un aiuto a Rito. ma dico al di là... Al di là... Un po' emaciato un po' cagionevole, sì, al di là di questo, un ospedale non travaglio Dottor House. Cioè arrivano moribondi, arriva il Dottor House, fateci un attack trick computerizzata, con PET, e i risultati li voglio entro 2 minuti. Ma non saranno pronti prima di domani. Ho detto 2 minuti in che ci arrivano i risultati. E poi fateli questo esame citologico, andate a smembrare il nucleo della cellula, perché mi interessa sapere, questo richiede 48 ore, ce lo voglio in 3 ore. In 3 ore ha un risultato. C'è uno che se no a domandare di prenotare una visita oculistica. Ci fa male l'occhio, dice giubileo del 2020. Cioè, si va da giubileo a giubileo, ho capito? Allora 2025 per essere esatti. A uno ci arrivò un permesso finalmente di poter fare l'ecografia che già aveva muruto, mischino. Era sottoterra. Quindi capite che come stai è una cosa importante. Poi noi la medicina la intendiamo come la sentiamo, perché noi, cioè, l'ulcera non esiste in Sicilia, noi l'abbiamo battezzata lucciola. Non esiste lucciola, è lucciola. Così come gli analisi sono maschili e la diabete è femminile. Così come a uno ci ha preso un X. Cioè perché pareggio. Ma noi abbiamo un modo tutto nostro, è vero. La diabete è così. Sì. La diabeta. La diabeta, vero? La diabeta. L'X, vero. Tanto è vero che quando c'è domanda come si come siamo? Figli gli analisi. Mi trovate i piastrelli in cosa. Dico, fottedina, a me mi trovate un parco, vuol dire che sono io lustro. Poi no, Vincenzo, come si come siamo? Mi montarono uno spinnaker in cuore. E che farà la Coppa America? No, perché mi hanno trovato le arterie ottuse. Sì, le mie sono di larghe vedute e prevedono anche i matrimoni gay, fottedini. Ma la più bella è quella che viviamo nel quotidiano, perché cioè, se passa questa legge di Bossi di reintrodurre il dialetto nelle scuole come lingua, no? Noi abbiamo risolto 2 problemi. Il primo, la disoccupazione, perché noi di siciliano siamo tutti professori, resero la laurea ad honorem. I baschi, casomai, l'avevamo con l'italiano, ma col siciliano problemi non ce ne sono mai stati. Tanto è vero che fatto vero, ve lo racconto perché è vero, perché è successo 2 giorni fa. Ci sono state 2 signore anziane, una di 75 e una di 77 anni. Dovevano essere operate, una delle 2 sorelle, una doveva essere operata per il tunnel carpale. E voi sapete che prima di fare un intervento dovete firmare la liberatoria, no? Perché ormai i medici non rischiano, vi piace a firmare la liberatoria. La signora era analfabeta. E allora il medico ci ha detto non si preoccupi, ci metto una X e non c'è problema. E chi non mi schiena ci mise la X. Alla sorella ci disse, anche lei, 77enne, analfabeta, ci deve mettere una X anche lei. E da me ci mise una O. E chi ci disse, ma come mai la O? E che mi chiama? Il sistema Soro. Ma questi sono... Allora, questo è successo veramente alla clinica Battelli. Mio cugino è un chirurgo della mano, lui mi è testimone. Mi telefonavo per contare a Millo che c'erano ancora infermieri su tutte le tavole operatorie che arrivavano che là. Perché quando la realtà supera la barzelletta, perché ci sono volte in cui la realtà supera, la signora l'ha capita ora, io sono contento. Perché ma l'ha capita... L'importante è che nella vita uno ci arriva, poi come ci arriva non si sa.
Sì, ma la X si chiamava Giussi, magari, e la O si chiamava Filippina. Esatto. Ah, No, scherziamo. Però non scherziamo, sono fatti veri. A San Giovanni la Punta c'era un tabacchino famoso che ha allargato l'attività, o anziché solo sigarette si è messo a vendere anche altro. È entrato un signore fumando con la sigaretta e ci disse un pacchetto di sigarette e chi dice sì, egregio signore, ma non l'ha visto tanto di cartello vietato fumare, e lei già si fumano. Che può dire domani? Levi una sigaretta e mi fa la paternale, su e picchi su vino, magari i profilattici, non è che la gente già si fotte. Diciamo che il ragionamento ci sta. Esatto, io sono contento, io ho visto, c'è un trio lì che mi piace molto, saluto i cittadini di Villalba. No, volevo dire, dico poi, la domanda vera oggi a Vissassiri non come stai, ma ancora vivosi, perché con tutti i malalli che c'è sua, ma stare attenti. Ve lo ricordate l'anno scorso che avevamo a morire tutti con l'influenza porca? No, porca, suina. Dilla bene, e porca se è una cosa cioè, non ci suina. davamo neanche la mano, poscando, avevamo la mucchina. Uno ci faceva, ciao, come stai? Ehi! Cioè, ora praticamente non uccide più nessuno questa influenza, però abbiamo speso miliardi per comprare i vaccini, ora questi vaccini non sanno a colano a dare e lo Stato dice che costa di più refrigerarli che noi talle. E hanno deciso che iettano a mare. Siccome a mare ci sono i pesci, olcetonna, spada, sì, vabbè, tutti. Ed altro. Ed altro. Sì. Butteranno i vaccini a mare. State attenti quando fate un bagno. Se beccate un po' con una boccata d'acqua che c'è un vaccino, ci sono effetti collaterali terribili. Irsutismo, ogni pilo tanto. Ad alcuni ce ne esce magari la cura. E c'è stata una signora che ci disse a una sua compagna di scuola, dice, ma che avete marito? Dice, siamo cresciuti assieme, abbiamo fatto di scuola assieme, è diventato un poco preciso. Ci provavo magari con mia. Tanto che ci disse, ma che fai? Un poco con mia? Lo sai che mi ha risposto? Dice, no. Chi? Allora ma siamo chiari, ma lascialo stare che è meglio, come sta funzionando meglio la prima settimana di nozze. Quindi lo lasciamo stare. Sì, perché vedete la vecchiaia ormai non è più la vecchiaia di una volta. La vecchiaia di oggi è una vecchiaia tutto sommato bella, signor Vice Sindaco? Lei pare vecchio, ma non è che è vecchio, cioè per davvero c'è. Non nel senso che, signora, lei è la moglie, si può lamentare della vecchiaia di suo marito? No. Quindi vuol dire che la vecchiaia l'abbiamo annullata, la vita media si è alzata, siamo arrivati ai 75 anni, ora ormai non puoi andare in pensione se prima non hai 35 anni di contribuzione. Adesso siamo arrivati a 61, ma dobbiamo salire. Dobbiamo salire e non è costato fino a 65. Lo Stato ti fa pagare 40 anni di contributi, poi si fa un calcolo, dice tanto quando può accabbare ancora. E di pensione ti paghi a 2 anni, ma tu ci hai pagato 40 anni di contributi. E comunque la vecchiaia non è più come una volta, ormai la vecchiaia è vissuta, anche perché per esempio una donna a 50 anni era considerata vecchia. Ora ci sono donne di 50 anni che danno punti a ragazze di 20 anni, sono bellissime donne, curate, uno ci viene un cuore, per davvero. C'è questa chirurgia plastica, questa tecnologia che viene incontro, ci sono questi reggiseni push-up, che tradotto alla lettera significa arriccogli, stringi e spingi. Sì, no, veramente. Giusto. Ci siamo, come traduzione ci siamo. Sì. Poi ci sono le mutande che alzano i glutei. Cioè, c'è una mutanda che te la mette e ti spinge tutto quello che ti cade. Che è vero. Io avevo una compagna di scuola che aveva il culo talmente basso che ci puzzava di piedi.
si misi sti mutanni pariano a brasiliani. Quindi ormai poi c'è la chirurgia plastica, c'è il botulino, mischino a Berlusconi quando ci terrò il Duomo di Milano, il botulino scorreva a fiume con qualche traccia di sangue. Voglio dire, cioè, tutto è diverso, tutto è cambiato, tutto è trasformato, non ci sono più tante regole, anzi diciamo che proprio regole non ce n'è. Allora, l'unica regola che ci rimane, sapete qual è? Pigliamola a ridere. Charlie Chaplin diceva che una giornata senza una risata è una giornata sprecata. E noi non sprechiamo pianeta. Ridiamo di più. Massimo Spada, Grazie. ci vediamo dopo Massimo. Grazie, avete visto che poi